Allora andiamo a prendere Isaia 40 e leggiamo dal versetto 1. Se ci alziamo. Consolate, consolate il mio popolo, dice il nostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il suo tempo di guerra è finito, che la sua iniquità è espiata, perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per i suoi peccati. La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Amen. Oggi la predica di oggi nasce da un sogno che ho fatto questa notte. Parla un pochino del deserto. Al versetto 2 dice: parlate al cuore di Gerusalemme, quindi il Signore ci vuole parlare al cuore. Amen. Dì alla persona accanto a te: il Signore ti vuole parlare al cuore. E dice così: preparate una via nel deserto, una strada nel deserto. Ora, siccome in genere questo brano viene preso per l'evangelizzazione, ma in realtà ha anche un significato che riguarda ognuno di noi come figlioli di Dio, perché ogni tanto nel nostro cuore può arrivare il deserto. È vero? Quindi Gesù ci parla, Dio ci parla, in questo caso ci dice: parlate al cuore, al cuore di Gerusalemme, cioè parlate al vostro cuore. C'è un deserto nel vostro cuore. Come si fa a vedere se quando c'è un deserto nel vostro cuore? La parola dice: proclamate che il suo tempo di guerra è finito. Quando c'è guerra dentro di noi, c'è deserto. Guerra dentro di noi non vuol dire guerra contro qualcuno. Guerra dentro di noi vuol dire che in noi c'è un combattimento, dentro di noi c'è un'afflizione, ma più che un'afflizione c'è proprio un andare contro i nostri pensieri contro quelli di Dio. Infatti che cosa dice? Perché ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio per i suoi peccati. La guerra viene dentro di noi a causa del peccato, a causa della ribellione, a causa delle nostre follie, a causa a volte anche delle circostanze. Non sempre ci deve essere un fattore spirituale, cioè che il nemico ci attacca. Molte volte siamo noi che siamo ribelli alla parola di Dio e sono i nostri peccati che rendono il nostro cuore deserto. E quando il nostro cuore è deserto, dentro di noi c'è battaglia, c'è guerra. Però il Padre ci parla, Dio ci parla e ci dice: proclamate che la guerra è finita. Dentro di noi ci deve essere una proclamazione: basta, la guerra è finita. Amen. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Significa ammettere il proprio peccato. Questa è la condizione che può esserci nel nostro cuore, il deserto. E quando c'è un deserto e noi vogliamo fare una strada nel deserto, come si fa a fare una strada nel deserto? Non c'è niente, non c'è nel deserto. Come facciamo a fare una strada nel deserto? Non si può fare una strada nel deserto. Niente. Deserto. Non si può fare una via nel deserto. Come facciamo a fare una via nel deserto? Non si può fare una via nel deserto, perché il deserto è deserto. E appena soffia, e anche se tentiamo di fare qualcosa nel deserto, soffia il vento e la copre. Se voi andate a guardare nel deserto del Sahara, non ci sono strade, c'è deserto. Allora come fa Dio a dirci di fare una strada nel deserto e di raddrizzare la via che è nel deserto? Ci deve essere una soluzione, e la soluzione ci viene da Giovanni Battista. In realtà Giovanni Battista che cosa era? La voce che gridava nel deserto. E qual era questo modo per fare la via nel deserto? Giovanni Battista diceva: ravvedetevi. Quindi significa: ravvediamo il nostro cuore, vediamo come è combinato il nostro cuore. Il primo passo per costruire una strada nel deserto è il ravvedimento. Il primo passo, certamente noi siamo salvati, amen, gloria a Dio. Però è ovvio che c'è una parola che Gesù dice che
Non è necessario che noi ci laviamo ogni giorno, spiritualmente parlava, noi siamo già mondi, siamo già lavati da Cristo, ma i nostri piedi si riempiono di polvere, quelli sì che dobbiamo lavarli ogni giorno, perché i piedi sono attaccati alla terra. Quindi c'è un ravvedimento che vale una volta e per sempre per la salvezza, ma c'è un ravvedimento che noi dobbiamo compiere ogni giorno. Amen. Dì alla persona che anda a te, ravvediti. Il primo passo per costruire una strada nel deserto è il ravvedimento, cioè il chiedere perdono a Dio, il chiedere perdono ai fratelli, il chiedere perdono alle sorelle, il chiedere perdono anche a chi non è fratello e a chi non è sorella. Ci siete? Il primo passo per costruire una strada nel deserto, soprattutto nel deserto del nostro cuore, è il ravvedimento. Quindi, naturalmente non è semplice, io non dico che sia facile. Infatti quando Giovanni Battista battezzava, gli unici che non si facevano battezzare, cioè gli unici che non si sono ravveduti, erano i farisei. Che cosa vi voglio dire? Che cosa ci vuole dire la parola di Dio? Significa che se noi forziamo il nostro cuore a non chiedere perdono, noi diventiamo come i farisei. I farisei non hanno chiesto perdono dei loro peccati. Quindi in noi ci deve essere uno spirito di ravvedimento, non uno spirito farisaico. Amen? Questo è un sintomo. Quando noi non vogliamo chiedere scusa, dentro di noi c'è uno spirito farisaico, nel senso che ci sentiamo giusti, non abbiamo bisogno di ravvedimento, il deserto che noi abbiamo nel cuore ci sta bene. Quindi Gesù allora disse, scusate, Matteo 16:24, Gesù allora disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ho inserito questo versetto qua perché spesso noi dimentichiamo che cosa vuol dire essere cristiani. Cristiano non significa avere, ricevere. Cristiano non significa mettersi alla presenza del Signore a ricevere. No. Se noi pensiamo che il cristianesimo è questo, che Gesù per noi è questo, ci siamo sbagliati. Questo non è il posto per noi. Il cristianesimo è dare. Amen. Gesù ha detto: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È rinnegarsi. Lo so che non è bella come parola, lo so che molti di noi non piace questa cosa, che noi ci dobbiamo dare, sempre dare, dobbiamo dare, e quanto dobbiamo dare fino alla morte, perché Gesù ha dato se stesso fino alla morte e ci dice chiaramente: prenda la sua croce e mi segua. Questo è il cristianesimo. Amen. Il deserto, Isaia 35, versetto 1. E la terra arida si rallegrerà, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Fiorirà abbondantemente e gioirà con giubile e grida d'allegrezza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmen e di Sharon. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani affiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno un cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio verrà come una vendetta e le retribuzioni di Dio. Verrà egli stesso a salvarvi. Amen. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi, e lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque dal deserto e torrenti nella solitudine. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua. Nei luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba come canne e giunchi. Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessuno impuro vi passerà, essa sarà soltanto per quelli che la seguono. E gli insensati, dillo alla persona accanto a te: insensato. E gli insensati non potranno smarrirsi. Non vi sarà più un leone né alcuna bestia feroce, vi sarà e vi apparirà. Ma vi cammineranno irredenti, i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con grida di gioia, e l'allegrezza eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno. Amen. Un cuore smarrito
È un cuore che vive nel deserto. Vogliamo soffermarci un attimino su questo deserto. Il deserto, versetto 4, dite a quelli con il cuore smarrito. Quando siamo nel deserto siamo smarriti. Perché? Perché non si vede la strada. Amen. Come abbiamo letto poco fa, Isaia sempre ci diceva: preparate una via nel deserto, ma nel deserto non possiamo preparare una via. Qua ci conferma la stessa cosa. Siamo smarriti nel deserto perché la via non c'è. Non ci può essere una via nel deserto. Non si può costruire una strada nel deserto. Ma ci dà una soluzione. Quando il deserto provoca un altro problema spirituale, e questo guardate che è importante. Il deserto provoca sordità, cecità, mutismo e zoppaggine. Vuol dire che spiritualmente non camminiamo bene, vuol dire che non vediamo bene, vuol dire che non sentiamo bene, vuol dire che non parliamo bene. Non solo. Ci sono anche gli sciacalli e le bestie feroci nel deserto. Perché sono sciacalli e bestie feroci? Perché vagano a cercare cibo e qualsiasi cosa trovano si avventano contro quella preda in maniera terribile, come sciacalli. E il nostro cuore diventa qualcosa di orrendo quando è nel deserto. E il deserto lo provoca il peccato. E il peccato lo provoca la mancanza di perdono. Ma lo provoca anche un'altra cosa. Andiamo a leggere il versetto 1. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Questa notte io ho sognato una rosa rossa che sbocciava. E ci dicevo: Signore, ma che vuoi? Stamattina mi sono alzato, ora che gli vado a predicare a questi pazzi di chiesa, e vedevo questa rosa che sbocciava, questa rosa rossa che sbocciava. E disse: va bene, la rosa è Cristo, la rosa di Sharon è Cristo. Guardate che cosa dice, che la magnificenza del Carmel e di Sharon ritorneranno. La rosa rappresenta Cristo, e la prima cosa che deve sbocciare nel nostro cuore dopo aver chiesto il perdono è Cristo. La prima cosa che deve sbocciare in noi è la rosa. Il primo fiore che deve venire fuori è il profumo di Cristo. Amen. Perché se non c'è Cristo il perdono dei peccati è inutile. Nel mondo tutti possono avere il coraggio di chiedere scusa, perché chiedere scusa ci vuole coraggio. Ravvedersi ci vuole coraggio. Noi siamo uomini e donne di coraggio, noi chiediamo scusa, ma questo ravvedimento deve portare in noi una rosa, deve portare in noi Cristo, deve portare in noi trasformazione. Quando in mezzo al deserto spunta Gesù, allora già siamo sulla buona strada. Amen. Dile alla persona accanto a te: fai fiorire Gesù nel tuo cuore. Amen. Il deserto. Allora, poi. Quindi il deserto con Cristo solamente diventa una gioia. Ma c'è ancora un problema nel deserto. Una rosa non ci fa la strada. Quindi guardate che cosa dice ancora. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgente d'acqua. Dai luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba con canne e giunche. Vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Come si crea allora la via? Come si crea una via nel deserto? La prima cosa che ci vuole è l'acqua. Quando c'è l'acqua il deserto fiorisce. Quando il deserto fiorisce si può costruire una strada. E guardate che cosa dice. Versetto 9. Non vi sarà più leone né alcuna bestia feroce vi salirà o vi apparirà. No, dov'è? Aspettate, no. Dov'è? Versetto 8, l'ultima parte. Anche gli insensati non potranno smarrirsi. Significa che in un deserto fiorito la strada la può vedere anche più insensato di questo mondo. Non si perde.
allora oltre a fare sorgere in noi Cristo è necessario che ci facciamo lavare, che ci facciamo annaffiare dallo Spirito Santo e andiamo avanti rispetto a questo. Isaia 32,14, poiché il palazzo era abbandonato, la città rumorosa era deserta, l'Ofel e la torre diventeranno per sempre caverne, gioia degli asini selvatici e pascolo di greggi, finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora basta, fino a qua. Quindi deve venire lo Spirito Santo in noi. Il nostro cuore, dal nostro cuore c'è quello che noi pensiamo. Quello che esce dalla nostra bocca è maturato nel nostro cuore. Amen. Dille alla persona accanto a te, quello che c'è nel tuo cuore c'è sulle tue labbra. E questo non lo dico io, lo dice la parola di Dio. Quello che c'è dentro di noi c'è anche nella nostra bocca. È una cosa importante, dal nostro cuore non può uscire, dalla bocca non può uscire acqua dolce e acqua amara. O siamo completamente del Signore o siamo completamente del mondo. Ma la cosa più importante è che dalla nostra bocca può uscire il deserto e dalla nostra bocca può uscire il giardino fiorito. Amen. Che cosa vi voglio dire? Che se io giudico secondo il mio deserto, secondo il deserto che è nel mio cuore, riceverò deserto nella mia vita. Guardate che la nostra bocca ha potenza di benedizione e allo stesso tempo ha potenza di maledizione. Giacomo ci dice che la nostra lingua è un timone che dirige tutta un'intera nave, tutta un'intera situazione. Quando dentro di noi c'è guerra, in quel momento vuol dire che in noi c'è deserto, dovremmo fare a meno di parlare. A sproposito, perché così creiamo guerra dentro di noi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare a Cristo, innalzare la rosa di Sharon dentro di noi, innalzare lo Spirito Santo dentro di noi. Nel momento in cui noi siamo annaffiati dallo Spirito Santo dentro di noi può nascere un giardino e allora avremo la chiarezza delle cose. La parola di prima ci dice una cosa importantissima. Lo zoppo più avanti. Allora gli occhi dei ciechi vedranno, le orecchie dei sordi sentiranno, lo zoppo salterà, la lingua del muto canterà di gioia. Questo significa che diventiamo spiritualmente sensibili alle cose di Dio. Perché non sta parlando solo di occhi fisici, di lingua fisica, di zoppi veri o di sordi veri. Qua c'era una malattia più importante dentro di noi, che era quella spirituale. Quando noi siamo ciechi spiritualmente è grave. È grave, vuol dire che dentro di noi non c'è pace, vuol dire che dentro di noi ancora c'è deserto, che ancora stiamo cercando la via nel nostro cuore. Ancora stiamo cercando dove è la rosa nel nostro cuore. La prima cosa che noi dobbiamo fare appunto è il ravvedimento. Noi dobbiamo capire ho torto, ho con ragione. Guardate che Gesù aveva ragione eppure ha chiesto perdono. Cristo dobbiamo imitare. Cristo in noi ci deve essere. È Gesù che poi ci farà giustizia. Non ci possiamo fare giustizia da noi. Dice, ma che fa forum e defendere? Sì, non dobbiamo apparire cretini, tra virgolette, ma qua non stiamo parlando di una difesa che riguarda la nostra vita sociale, il lavoro, mica possiamo subire. Vero è, ok, qua stiamo parlando di qualcosa di più profondo. Quando il Signore ci chiama a perdonare, noi dobbiamo perdonare. Quando dentro di noi c'è guerra, è ovvio che se io ho un problema con i miei colleghi, dentro di me non c'è guerra, c'è una guerra fuori da risolvere pacificamente da persone mature, magari nella preghiera. Ma qua parliamo quando c'è guerra dentro di noi, qua parliamo quando c'è deserto dentro di noi, c'è qualcosa che non va dentro di noi. Quando la nostra mentalità
cristiana è inquinata dal deserto. Noi stiamo parlando di questo. Amen. In quel caso noi dobbiamo porre un rimedio al nostro cuore. Quindi continuiamo a leggere Isaia 32, versetto 15, l'abbiamo letto: finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto, il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta. Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel frutteto. L'effetto della giustizia sarà la pace, il risultato della giustizia è tranquillità e sicurezza per sempre. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo. Quindi, se non c'è lo Spirito Santo in noi, ci può essere Cristo che esce, che nasce nel deserto, ma se ancora non c'è lo Spirito Santo in noi siamo come tanti studiosi della parola di Dio, tante persone che leggono la Bibbia, ma poi alla fine ancora sono nel deserto, non colgono il senso vero della parola di Dio. Quindi è lo Spirito Santo che fa crescere il giardino dentro di noi, è lo Spirito Santo che ci mostra la via, è lo Spirito Santo che fa vedere la strada. Amen? Guardate che cosa succede. Allora il diritto abiterà nel deserto e la giustizia dimorerà nel frutteto. Diritto e giustizia, cioè la chiarezza nella parola di Dio, qua non si fa, in questa chiesa non si parlerà mai di evitare la parola di Dio, perché diritto e giustizia sono legati alla Bibbia. Il diritto e la giustizia non vengono dal nostro cervello, non vengono dal nostro cuore, non vengono dai penso io la penso così o lui la pensa così. È la parola di Dio. La parola di Dio è interpretabile, vero è, assolutamente. Ma se noi viviamo nella mentalità che la parola di Dio è interpretabile, ancora siamo nel deserto. Perché il giustizia com'è? Il diritto e la giustizia ci daranno chiarezza nella sua parola. Allora vedete che io sabato scorso abbiamo parlato, 2 sabati fa abbiamo parlato di Giuda. Abbiamo parlato di Giuda, è capitato poi che la domenica mattina ho riletto quel brano, casualità, ho voluto che io, o la sera, sabato scorso ho riletto quel brano e all'improvviso mi si sono aperti gli occhi e mi ha dato un messaggio nuovo. Il fatto che Giuda abbia buttato i 30 denari davanti ai sacerdoti poi hanno comprato un campo. All'improvviso mi si sono aperti gli occhi e dissi: ma qua guarda che sembra una parola terribile, ma in realtà è una parola bella. Non vi dico che cosa il Signore mi ha detto, ve lo dirò magari in un'altra predicazione, però ogni volta che uno legge è qualcosa di spettacolare, tu dici: oh, ma non ci hai fatto caso? Ok, il diritto e la giustizia ti danno la luce, non sei più cieco nella parola, ma lo vedi. Riesci a vedere quello che ti sta dicendo il Signore. Se tu hai confusione quando ancora parli, quando ancora ti leggi la parola, vuol dire che tu ancora non hai pace dentro di te, e non hai pace dentro di te perché la rosa di Sharon ancora non è spuntata. Se la rosa di Sharon ancora non è spuntata, vuol dire che ancora sei nel deserto. Io vi ho letto questi brani un po', diciamo così, al contrario, vi ho fatto vedere qual è la situazione di deserto e giungiamo alla soluzione che è lo Spirito Santo. Ma bisognerebbe andare al contrario, cioè noi dovremmo predicare al contrario questa parola. Se tu non hai lo Spirito Santo, vivi nel deserto. Se in te ancora non è piovuto lo Spirito Santo, vivi nel deserto. Poi dice un'altra cosa, diritto e giustizia, cioè, abbiamo detto, chiarezza nella sua parola, non saremo più criticoni e malelingue perché la parola di Dio ci illuminerà sulla verità. Avremo pace, sicurezza, tranquillità e riposo. Pace, guardate che dice, il mio popolo abiterà in dimore di pace, sicurezza e riposo. Pace, sicurezza e riposo. Dillo alla persona accanto a te, pace, sicurezza e riposo. Ecco, quando non hai pace, sicurezza e riposo vuol dire che ancora sei nel deserto.
Pace, sicurezza e riposo. Ma c'è ancora un'altra cosa. Come diceva Isaia 40, il versetto 3, saremo in grado di costruire una via nel deserto. Amen. Il versetto 19 conclude e dice: anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata. E però bisogna leggere il versetto prima per capire il versetto 19. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazione di sicurezza e in quieti luogo di riposo, anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata. Significa che anche se piovesse grandine, anche se ci fossero problemi potenti attorno a noi vivremmo nella pace, sempre e comunque. Allora, qual è il significato spirituale che va oltre quello che abbiamo letto? Il significato spirituale è che noi non possiamo metterci là e dire: Signore, sempre grandine piove, Signore, ma sempre in capo la testa mi arriva, ma te ne addono con Maria che scendono. Signore, liberami da questa grandine. No. Dice: ma noi dobbiamo pregare per i nostri problemi? Sì, sicuramente. Ma vuol dire che ancora non vivi nella pace. Cioè, anche se c'è un problema, tu devi avere la certezza che quel problema è nelle mani di Dio. Il versetto 18 dice: il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazione sicura e in quieti luoghi di riposo. Qua è sempre, dice ancora: anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata. È sempre il solito discorso di Gesù che era sulla barca, lui era tranquillo e si aspettava che anche gli apostoli erano tranquilli, invece loro dicevano: forse moriremo stanotte. Dov'è la tua pace? Dov'è la tua pace? Se tu non vivi in pace vuol dire che c'è un problema. Se tu non vivi in pace con te stesso, se tu non vivi in pace con tuo marito, con tua moglie, se tu non vivi in pace con la Chiesa, se tu non vivi in pace con Dio, c'è un problema. Vuol dire che lo Spirito Santo ancora non ha creato il giardino che vuole creare in te. Vuol dire che ancora non profumi come dovresti profumare. C'è un deserto in Perù. Non mi ricordo, Ataca, forse il deserto di Ataca, Ataca, ed è il deserto più deserto di questo mondo, ma più deserto ancora di quello che voi pensate del deserto. Non ci piove praticamente mai, ma quella volta tanto che ci piove diventa un giardino, il più bel giardino del mondo, che è una cosa impossibile. Dipende dai venti, quando soffia il Niño, la Niña, non mi ricordo, che porta acqua in quel deserto e diventa fiorito. Ora, l'azione dello Spirito Santo in noi non deve essere una tantum, perché noi di natura siamo deserto, noi di natura siamo peccatori, di natura siamo deserto. Quindi ogni giorno noi dobbiamo fare scendere lo Spirito Santo in noi, perché ogni giorno il nostro giardino ha bisogno di acqua. Amen? Dì alla persona accanto a te: fai piovere su di te lo Spirito Santo. Amen. Ok, se mentre il coro può accomodarsi, io vorrei che ognuno di noi, tutti quanti, ci prendiamo per mano. Così la finiamo di stare un po' sparpagliata a destra e a sinistra. Non è necessario fare un cerchio, anche per così vi potete mettere. Così. Signore, noi ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per questo giorno e vogliamo ringraziarti, Signore, per la tua parola. Oggi, Signore, noi vogliamo presentarci davanti a te come fiori.
Signore, noi vogliamo che questo giardino fiorisca della tua presenza, ma fiorisca anche dalla presenza dei tuoi figli. Signore, questa forma di unità, questa forma di un corpo solo, Signore, una mente sola, un'anima sola, Signore, uniti a te, Signore. Facci fiorire, Signore. Facci diventare fiori, Signore, per questo mondo, affinché il mondo veda la via e neanche gli insensati possono disperdersi, possono smarrire la strada. Signore, ma in questo momento, in questo giorno, io ti voglio chiedere per ognuno di noi, Signore, per il deserto che ogni tanto noi viviamo nella nostra vita, o spesso noi viviamo nella nostra vita. Ti vogliamo chiedere, Signore Eterno, di mandare il tuo Spirito e di irrigarci, Signore. Fai scendere su di noi lo Spirito Santo. Signore, non vogliamo aprire gli ombrelli oggi. Noi oggi vogliamo chiudere ogni ombrello. Non vogliamo mettere, Signore, un giubbotto per la pioggia, Signore, anche quello vogliamo togliere. Vogliamo, Signore, che la tua pioggia ci lavi, ci bagni, Signore. Fai scendere, Signore, il tuo Spirito Santo come una pioggia, una potente pioggia, Signore. Stendi la tua mano, Eterno, perché tu hai promesso, sì, la pioggia negli ultimi tempi, ma oggi, Signore, noi ti chiediamo la pioggia di questo tempo, Signore. La pioggia che ci risvegli, Signore, la pioggia che ci faccia fiorire, la pioggia, Signore, che trasformi il nostro cuore da deserto a giardino. Vieni, Signore Eterno, nel nome di Gesù, vieni, Spirito Santo, vieni, oh Signore dei Signori, vieni a riempirci di te, lavaci, Signore. Fai scendere la pioggia su di noi, pioggia di benedizione, pioggia che allontana la paura, pioggia che allontana gli sciacalli. Noi vogliamo allontanare gli sciacalli dalla nostra vita, le bestie feroci dal nostro cuore, Signore. Nel nome di Gesù noi vogliamo che il nostro cuore diventi un prato fiorito, Signore. Diventi, Signore, un giardino profumato dove la giustizia regni, dove la conoscenza della tua parola sia sovrana in noi. Vieni, Spirito Santo, fai scendere su di noi il diritto, Signore. Vieni, Signore dei Signori. Noi vogliamo alzare le mani, Signore, così, unite tra di loro, Signore, per chiederti ad unanime, Signore. Fai scendere su di noi lo Spirito Santo. Fai piovere su di noi, Signore. Fai piovere su di noi, Signore. Fai piovere su di noi, Signore, nel nome di Gesù. Vieni, Signore Eterno, nel nome di Gesù Cristo. Vieni con forza, Signore. Vogliamo che crescano giunchi, Signore. Vogliamo che cresca erba, Signore. Vogliamo che crescano fiori, Signore, perché vogliamo costruire la strada nel deserto. Vogliamo prepararti una via, Signore. Vieni, Signore Eterno, nel nome di Gesù, perché chi ci sta accanto deve trovare la strada per venire a te, Signore. E noi vogliamo che la pioggia scenda su di noi, Signore. Fai piovere, Signore, su di noi in abbondanza, Signore, e non permettere che sia una pioggia di una tantum, Signore, ogni giorno, Signore, perché il nostro cuore ha bisogno della tua presenza. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù. Spirito Santo, muoviti ancora, Signore, per la tua gloria. Muoviti ancora, Signore, perché sia esaltata la rosa di Sharon dentro il nostro cuore, il giglio dalla valle dentro di noi, Signore. Vieni, o Eterno, nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore, perché lo Spirito Santo apre gli occhi, perché lo Spirito Santo scioglie la bimbo, perché lo Spirito Santo rompe i timpani per far sentire. Lo Spirito Santo scioglie i nervi, le ossa, per farci saltare di gioia. Vieni, Spirito Santo. Noi te vogliamo, Signore. Te come trasformazione vera, come trasformazione interiore, come trasformazione di mentalità. Vieni, Spirito Santo, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita. Oh Signore Eterno, nel nome di Gesù, fiorisci in noi, Rosa. Fiorisci in noi, Rosa di Sharon, nel nome di Gesù. Noi vogliamo venire alla tua presenza, Signore, in questo giorno, per ravvederci dei nostri peccati, per accostarci alla Santa Cena, Signore, con un cuore fiorito, non con un cuore desertico. Vogliamo chiederti perdono, Signore, di tutte
tutte le nostre colpe e ci impegniamo a chiedere perdono ai fratelli e alle sorelle. Ci impegniamo, Signore, a chiedere perdono a chi abbiamo fatto torto, Signore. Lavaci col tuo sangue, Signore eterno, affinché degnamente possiamo venire alla tua mensa, degnamente possiamo venire alla tua presenza, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Signore.